Il tappeto di tigre di Gerald Rose, Nord-Sud Edizioni. Tigre era molto magro e viveva al limitare della giungla. Era triste perché stava invecchiando e faceva sempre più fatica a procurarsi il cibo. Di notte guardava il palazzo del sultano e a volte da dietro la finestra lo vedeva che cenava con la sua famiglia nel salone caldo e confortevole. Avrebbe tanto voluto essere con loro. Un giorno, nei giardini del palazzo, vide un servo che batteva i tappeti. Uno di questi era di pelle di tigre. Allora gli venne un'idea. Aspettò che il servo si girasse, prese il tappeto di pelle di tigre, lo nascose sotto un cespuglio e si appese al filo della biancheria. Il servo riprese a battere i tappeti e, vedendo Tigre così impolverato e malconcio, prese a batterlo ancora più forte. Poi riportò tutti i tappeti al palazzo e li rimise al loro posto. Tigre venne disteso nella sala da pranzo. Poco dopo arrivò il sultano per cenare con la sua famiglia. Nessuno si accorse di lui perché era magro, bucherellato, proprio come il tappeto di cui aveva preso il posto. Dopo cena, quando tutti ebbero lasciato la sala, Tigre si mangiò le briciole, beve un tè e si sdraiò, pronto per dormire. Ah, che vita meravigliosa! Ma stava molto attento quando altre persone entravano nella sala. Il sultano lo usava per far giocare i suoi figli, che fingevano che fosse una tigre vera. Ma un giorno il sultano disse: «Che strano, il vecchio tappeto di tigre è diventato più bello, ma comincia a puzzare. Se non si potrà pulire, dovrò proprio buttarlo via». Il giorno seguente il servo portò Tigre in giardino e lo lavò con un vecchio spazzolone e poi lo stese al filo della biancheria ad asciugare al sole. Quando il servo riportò Tigre nel palazzo, si domandò se il tappeto di Tigre pesava più di prima o se fosse lui ad essersi indebolito per via dell'età che avanzava. E quella notte Tigre non mangiò le briciole e non riuscì neanche a dormire. Sapeva che presto avrebbero scoperto il suo gioco e probabilmente lo avrebbero fatto diventare un vero tappeto di tigre. All'improvviso sentì un rumore. Il pelo gli si rizzò e tremava tutto. Dalla finestra erano entrati 3 ladroni. I ladroni avevano un sacco e cominciarono a riempirlo di ogni genere di oggetti preziosi. Tigre si stava domandando cosa fare, quando la porta si spalancò ed entrò il sultano. I ladroni lo buttarono a terra e sfoderarono dei coltelli affilati e in quel mente Tigre si alzò e si mise a ruggire e il suo ruggito attraversò stanze, corridoi e arrivò fino ai giardini del palazzo, svegliando tutti. I 3 ladroni scapparono e quando il sultano si riprese dallo spavento, si ricongiunse alla sua famiglia e proclamò: «Il tappeto di Tigre ci ha salvati e resterà con noi per sempre». E così fu. Tigre passava il tempo nella piscina del giardino senza più subire strigliate e colpi di spazzola. Giocava con i bambini e la moglie del sultano lo adorava. Gli servivano il pranzo nel suo piatto e aveva una tazza tutta sua per bere il miglior tè indiano. E di sera si sdraiava sul pavimento circondato da tutta la famiglia, perché in fondo era davvero il loro tappeto di tigre. Un tappeto di tigre vero e di sicuro il miglior tappeto di tigre del mondo.